quinta giornata di ricerche sulla Marmolada effettuate questa mattina anche a terra, riconosciute altre 2 vittime, 2 escursionisti ciechi, affiora un 10° corpo, oggi sul posto il presidente Zaia. Nel pomeriggio a Canazei la Presidente del Senato Casellati: Marmolada è una ferita per l'Italia, ha detto dobbiamo cambiare la nostra politica in materia di ambiente. Da un lato i soccorsi, dall'altro il monitoraggio dei versanti, la calotta al momento è ferma ma non possiamo escludere nulla, dice il geologo, intanto uno studio certifica la fine imminente del ghiacciaio. Ti dobbiamo un favore, quello di ricordarti così, risoluto nella tua vocazione tra queste rocce, il ricordo commosso che il papà di Nicolò Zavatta, il 22enne che risulta ancora disperso in Marmolada, ha affidato ai social. Malore fatale questa mattina in campo Sant'Angelo a Venezia per un turista americano di 46 anni in vacanza con amici e famiglia, inutile ogni tentativo di rianimarlo. Paura nella notte tra Mussolente e San Zenone, 2 grossi alberi tagliati con la motosega sono piombati sulla careggiata, uno ha colpito un'auto in transito ferendo la conducente. Brutta avventura ma con un lieto fine per 3 cuccioli di gatto abbandonati lungo il fiume Brenta a Vico d'Arzere e salvati da 3 ragazzini che hanno allertato la polizia locale. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano anche per questa sera la tragedia della Marmolada con il 5° giorno di recupero e soccorsi effettuati questa mattina sul massiccio anche a terra con 14 operatori e 2 cani della Guardia di Finanza. Sono stati recuperati anche dei resti affidati poi al RIS di Parma. Il bilancio è in continuo aggiornamento. Oggi sono stati riconosciuti 2 corpi, persone di nazionalità ceca, recuperato un 10° di cui però è ignota l'identità. Il punto è stato fatto poco fa nella sede della Protezione Civile di Canazei dal presidente della provincia autonoma di Trento Fugatti. Questa mattina sul posto anche il governatore Zaia. C'è il ritrovamento di un'altra persona, quindi le vittime salgono a 10. Le vittime salgono a 10, di cui riconosciute con identificazione sono 6, le 4 italiane e le 2 di nazionalità ceca. Il numero delle persone reclamate rimane a 5. Sul massiccio la quinta giornata di ricerche è iniziata prima dell'alba. Alle 6 gli operatori portati dall'elicottero erano già in quota, circa 3 le ore di operazioni a terra, coinvolti 14 uomini e 2 cani della Guardia di Finanza. La task force è specializzata, c'è il soccorso alpino trentino, quello delle Fiamme Gialle, dei Carabinieri, il centro addestramento alpino di Moena, della Polizia di Stato, i vigili del fuoco permanenti di Trento. Nel corso delle ricerche ci sono ritrovamenti sia di resti umani che di attrezzatura tecnica, subito consegnati ai RIS di Parma per le analisi di laboratorio. Le ricerche sono poi proseguite per questioni di sicurezza con i droni e si va avanti. Sulle ricerche si conviene di andare avanti fino all'estremo, nel senso che tutto il materiale biologico e tecnico che si riesce a rintracciare con i droni e con altre modalità lo si raccoglie e lo si va a repertare. Un conto le operazioni di recupero, un altro la delimitazione dell'area della tragedia. La strategia tra Veneto e Trento sarà comune. Stiamo elaborando un provvedimento assieme di chiusura in salvaguardia di tutta quell'area, dell'area ovviamente che è stata teatro della tragedia, e auspichiamo che a livello nazionale poi si attivi questo tavolo per un'eventuale riflessione con eventuali regole, ma lo dico fra virgolette in maniera in punta di piedi, che comunque dovranno essere elaborate dai tecnici. A monitorare la situazione, dicono da Bruxelles, è anche il Centro Europeo di Coordinamento delle Emergenze con il vicepresidente della Commissione UE, Maroš Šefčovič, che parla di un disastro legato al clima. Un evento imprevedibile, conferma al momento anche la Procura di Trento, che sta indagando per disastro colposo, ma i familiari di vittime dispersi non ci stanno. È il caso di Luca Miotti, fratello della guida Davide, attualmente disperso con la moglie Erika, che si dice pronto a costituire un'associazione dei parenti per chiedere la verità. Sabato intanto confermata la giornata di lutto tra Gordino e Val di Fassa. Io ne ho viste tante nella mia vita, ma questa è veramente brutta, è brutta per la dinamica, è brutta per
per come hanno perso la vita queste persone è brutta per tutta una serie di dinamiche. Se poi penso che i potenziali vittime venete sono veramente la stragrande maggioranza, questo ti inquieta ancora di più. A Canazei poco fa nel pomeriggio, poco prima delle 17, è arrivata anche la Presidente del Senato Casellati. Non vi lasceremo soli, questa è una ferita per l'Italia intera. Le parole di Casellati. Io sono qui oggi presente per testimoniare la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime, la mia preoccupazione per i feriti e per i dispersi, la mia gratitudine per tutti i soccorritori che hanno lavorato in grande sinergia, perché questa è una ferita che non è una ferita solo di questo territorio, è una ferita dell'Italia intera. Guardate, questa tragedia interroga le nostre coscienze. Noi dobbiamo riflettere perché abbiamo, lo dicevo prima, conversando con tutti loro, un'Italia bellissima ma un'Italia fragile. Abbiamo dati sconvolgenti perché il 94% dei comuni sono a rischio idrogeologico. Il nostro Paese ha bisogno di una sorta di casco protettivo. In definitiva, sono qui per dire una parola sola, per sintetizzare il mio incontro dicendo grazie davvero a tutta questa meravigliosa comunità. Grazie per quello che avete fatto, che state facendo, che continuate a fare. Le istituzioni sono con voi, non vi lasceremo mai soli. Grazie. Questo è l'impegno commosso di Casellati. Da un lato, lo avete visto, procedono i soccorsi, le operazioni di recupero, dall'altro il monitoraggio dei versanti. La calotta al momento è ferma, ma non possiamo escludere nulla, dice l'esperto. Non si osservano al momento movimenti anomali, cioè tutto è fermo e quindi stiamo a aspettare perché per capire come sarà l'evoluzione di quella scarpata che si è formata è necessario vedere e misurare. Il monitoraggio sarà continuo, assicura Nicola Casagli, il geologo che col suo gruppo di lavoro ha installato nei giorni scorsi gli strumenti per controllare il comportamento del ghiacciaio dopo il crollo. Cosa succederà ora? Difficile dirlo con certezza. Non possiamo assolutamente escludere niente, cioè ci deve essere la massima attenzione, quindi una sorveglianza sia con tecnologie all'avanguardia come quelle che abbiamo installato, anche con tecnologie per così dire molto semplici come l'osservazione visuale da parte di esperti, che è importantissima, anzi forse più importante rispetto alle tecnologie automatiche, e tutto il possibile deve essere fatto per garantire le migliori condizioni di sicurezza, sapendo che il rischio zero in queste situazioni è totalmente impossibile. Nel frattempo il team di glaciologi al lavoro sulla Marmolada da oltre 20 anni, tra questi gli esperti dell'Università di Padova, ha certificato come in un secolo il ghiacciaio si sia ridotto del 70% in superficie, di ben il 90% se si guarda il volume. Di questo passo è molto probabile che scompaia entro il 2040. Il video diffuso dallo stesso team parla di una progressiva quanto rapida riduzione nei decenni. Eppure, dice Casagli, l'evento di domenica difficilmente poteva essere previsto. Il fenomeno che si è verificato è un fenomeno raro, cioè non è una valanga di neve, non è una frana. Sulle frane e sulle valanghe di neve si fa molto di più, esistono procedure di monitoraggio, sistemi, il sistema nazionale di allertamento, i codici sulle valanghe. Su questi fenomeni, che sono valanghe di ghiaccio e di detrito, proprio perché sono rari, sono un po' sfuggiti all'attenzione. Adesso sicuramente ci torneranno, perché una tragedia di queste proporzioni non può restare senza conseguenze anche istituzionali. E c'è il dolore, l'angoscia di chi resta. Ti dobbiamo un favore, quello di ricordarti così risoluto nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. Questo è il ricordo che il papà di Nicolò Zavatta, il 22enne che risulta ancora disperso in Marmolada, ha affidato ai social.
Una presa di coscienza, un ritratto del figlio nel post di Michele Zavatta, padre di Nicolò, il 22enne di Barbarano Mossano, il più giovane dei dispersi della tragedia della Marmolada. Ha condiviso una foto del suo ragazzo sul gruppo Facebook Dolomitici, di cui il giovane faceva parte, in cui si legge: 22 anni e il sogno di un vero alpinismo ti hanno portato sui fianchi della regina, in riferimento alla Marmolada dove si trovava. Non era la vetta la tua destinazione, ma qualcosa di più grande, aggiunge il padre. Un corso di sicurezza e salvamento in Crepaccio insieme alla guida alpina Paolo Dani, 52enne di Valdagno, tra le vittime accertate. Ti dobbiamo un favore, conclude il papà, quello di ricordarti così, risoluto, nella tua vocazione tra queste rocce, ora felice per sempre. E a ricordare Nicolò e le sue tante attività sono i concittadini, il sindaco Pretto, vicino alla famiglia. Conosciutissimo, un ragazzo molto dinamico, faceva parte della parrocchia, dei gruppi parrocchiali, amante della musica, suonava in una band locale, per cui era un ragazzo molto che si faceva molto voler bene Nicolò, e quindi veramente ha lasciato un vuoto importante. Nicolò, che risulta ancora tra i dispersi, i genitori l'altro ieri erano a Canazei per il prelievo del DNA, strumento che viene utilizzato per il riconoscimento nei corpi straziati. Nuovi ritrovamenti risalgono a ieri. Insieme a Nicolò c'era l'amico Riccardo Franchin, anche lui di Barbarano, che è riuscito miracolosamente a salvarsi dalla valanga di ghiaccio e roccia ed è ricoverato all'ospedale di Trento. Mi ha colpito sì perché due giovani ragazzi, fatalità presenti sul posto, due amici poi, due ragazzi che erano appassionati di montagna, che pensavano di godere di una giornata piacevole a quelle altitudini, ed entrambi coinvolti in questa tristissima vicenda. Siamo tutti senza parole. Malore fatale questa mattina a Venezia per un turista americano di 46 anni. Si è accasciato improvvisamente a terra senza più risollevarsi davanti agli occhi prima increduli, poi terrificati, sgomenti e attoniti di tutta la sua famiglia e degli amici che erano in vacanza con lui. È morto così questa mattina verso le 11:30 a Venezia, in Campo Sant'Angelo, Jesus Altamirano, 46enne statunitense californiano, in vacanza in laguna con la famiglia appunto e un gruppo di amici, tutti di nazionalità sudamericana. Forse un malore fatale, forse un improvviso infarto tra le possibili cause della morte, avvenuta anche di fronte ai numerosi passanti che transitavano in quel momento, tra loro anche un ex consigliere di municipalità che ha provato a soccorrerlo insieme ad altri passanti, ma sfortunatamente senza alcun esito. Inutile purtroppo anche l'intervento dei sanitari del SUEM 118 che hanno tentato di rianimarlo anche con l'uso del defibrillatore, ma né quest'ultimo né il massaggio cardiaco sono risultati sufficienti. Sul posto anche gli agenti della Questura di Venezia. Torniamo fra pochissimo alla cronaca, prima però ci colleghiamo in diretta con l'altopiano di Asiago, con il nostro Ferdinando Garavello e Edoardo Alberti, perché sull'altopiano di Asiago fervono i preparativi, nel weekend domani si comincia a fare sul serio, parliamo ovviamente della Dunata Triveneta degli Alpini. Buonasera Ferdinando. Buonasera Cristian, buonasera anche ai nostri telespettatori. Allora, prima di tutto una notizia di ordine meteorologico, perché qui sull'altopiano si è scatenato poco fa un bel temporale, non dovrebbe aver fatto danni, non ci risultano danni, però ha abbassato tantissimo le temperature. Questo vuol dire che per le persone che arriveranno, per le decine di migliaia di persone che arriveranno da domani fino a domenica qui per il raduno del terzo raggruppamento ad Asiago, il clima sarà davvero eccezionale, si parla di 7, 8, anche 10 gradi in meno rispetto a quello dei giorni precedenti, che insomma cominciava a farsi un po' caldo anche qui sull'altopiano dei 7 comuni. Tutto è pronto per la Dunata Triveneta. Noi siamo venuti a vedere la cittadella alpina, la stanno ultimando, è decisamente interessante perché insomma è un punto di riferimento fondamentale nelle adunate, nei raduni, si mostra come si vive, come la vita militare è stata allestita dalla Brigata Julia. Adesso vedete ancora non è ancora tutto pronto, però ci sono le tende per vedere come si vive, come si dorme, come si passa la giornata quando si è sul campo. Ci sono i mezzi di emergenza, vediamo
dei mezzi fuoristrada, vediamo anche degli armamenti, c'è addirittura una motoslitta dietro questa tenda, non so se Edoardo riesce a farvela vedere, è già stata, verrà aperta ufficialmente domani dopo l'inaugurazione del museo della nuova ala, del museo della Grande Guerra a Roana. Ci sarà poi tutta una serie di cerimonie e verrà inaugurata la cittadella militare. Si potrà venire a vedere, adesso non ci sono più, ma c'erano moltissimi alpini, tante penne nere che erano già qui, che curiosavano, perché insomma Asiago sta già ricevendo i primi gruppi, quindi l'atmosfera è elettrica qui, perché non vedo l'ora di iniziare questo appuntamento che si aspetta da 2 anni, perché ricordiamo doveva svolgersi nel 2020, poi a causa della pandemia, di quello che è successo, è slittata di 2 anni, ma ormai ci siamo. Noi la racconteremo, ricordiamo sabato sera la diretta dai concerti dei cori dal Colore in altopiano, domenica mattina con tutto lo sfilamento, poi domani veniamo a vedere che cosa succede, ma per stasera vi ricediamo la linea. Buona serata. Grazie davvero Ferdinando, grazie a te e Edoardo Alberti. Tra l'altro noi ogni sera vi stiamo raccontando attraverso delle pillole questo grande evento, aspettando gli alpini e l'appuntamento che va in onda ogni giorno alle 14:35, alle 20:15, alle 23:25, rigorosamente su Antenna 3. E noi ritorniamo alla cronaca per un fatto davvero inquietante che si è registrato nella notte tra Mussolente e San Zenone degli Ezzelini. Criminalità scatenata tra Mussolente e San Zenone degli Ezzelini, ed è viva per miracolo la 41enne che era alla guida di questa Mercedes, rimasta schiacciata sotto un grosso albero piombato sulla strada in via Vittoria poco prima delle 3 di stanotte. Una pianta tagliata con una motosega da sconosciuti per farla precipitare al suolo in un punto pericoloso in prossimità di una curva. E non è la sola, la seconda, segata allo stesso modo, è stata fatta cadere 1 chilometro più ad est, a San Zenone, in questo caso senza causare feriti. Una nottata di paura lungo la statale è rimasta chiusa fino alle 6 di stamattina. Tagliare la pianta con una motosega nel pieno della notte, e non solo a Mussolente ma come sappiamo anche a San Zenone, è inquietante perché non si sa cosa volessero fare questi delinquenti, non si sa dove volessero andare a parare, cioè vuol dire, si tratta di un furto, si tratta di cosa, non lo sappiamo. L'obiettivo potrebbe infatti non essere l'auto. Chi ha agito potrebbe aver bloccato la circolazione stradale per compiere una qualche azione criminosa a cui poi ha dovuto rinunciare. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Pare ci sia stato un tentativo di furto di ruspe e muletti da un'azienda di San Zenone, macchinari che i malviventi avrebbero potuto impiegare per assaltare la sede di qualche altra ditta, forse di preziosi. Stiamo a stretto contatto logicamente con la centrale dei carabinieri, perché grazie alle telecamere, ai varchi che abbiamo installato proprio nell'accesso al paese, speriamo si possa risalire a quantomeno all'auto o ai mezzi che sono stati utilizzati per fare questa pazzia. Un'azione che ha lasciato tutti senza fiato. Fortunatamente la 41enne non è in gravi condizioni, rimane però lo shock per quanto accaduto. Pensare a delle persone che fanno gesti simili è veramente sconcertante, perché non si sa neanche come fare a prevenire una cosa del genere. Si è allontanata da casa lunedì, il 4 luglio, e da allora di lei non si hanno più notizie. La prefettura di Treviso ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse relativamente a una ragazza di appena 16 anni residente a Susegana, della quale sono state diffuse foto e generalità per aiutare le ricerche. Si tratta di Isabella Maria Trestianu, nata a Vittorio Veneto nel 2006. Al momento dell'allontanamento la ragazza indossava una t-shirt bianca con scritte sul retro, pantaloni della tuta neri marca Nike, scarpe da ginnastica bianche con righe nere marca Adidas e uno zaino Ispac marrone con bretelle nere. La ragazza è alta 1,80 m, pesa 75 kg, carnagione chiara. I capelli sono neri, lo vedete, altezza spalle. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare la compagnia Carabinieri di Conegliano allo 0438 666 500. Dopo la denuncia arriva il foglio di via per i giovanissimi vandali che domenica notte hanno lanciato sedie contro i baristi di un locale di Vigonza.
Foglio di via e divieto di avvicinamento. In pratica non potranno mettere piede a Vigonza per un anno i giovanissimi vandali che domenica notte hanno lanciato sedie danneggiando il bar Movenpick e ferendo 2 baristi. I 2 ragazzi di origine ecuadoregna di 19 e 16 anni sono stati rintracciati dai carabinieri e interrogati in caserma poche ore dopo l'episodio di violenza. In preda ai fumi dell'alcol hanno seminato il panico tra gli avventori del locale perché i baristi, vista la presenza di minorenni nel gruppo e il loro stato già alterato, non volevano servire alcolici. Nel video circolato nei social si sentono urla e si vede la rabbia dei ragazzi che non esitano a sfogarsi contro i baristi che si chiudono dentro il locale per evitare di essere colpiti da pugni e sedie. Un'escalation di violenza durata diversi minuti. Alcuni dei ragazzi, infastiditi dalla risposta della barman, hanno iniziato prima a tirar fuori alcuni alcolici che avevano nei propri zaini, mentre uno di loro, da seduto, ha scagliato una bottiglia di liquore contro la vetrata del locale mandandola in frantumi. Il 19enne aveva già precedenti. Insieme all'amico di 16 anni sono stati denunciati. A questo punto la questura ha attivato le procedure per emettere il foglio di via obbligatorio, provvedimento che impedirà ai 2 di tornare nel comune di Vigonza per un anno, al fine di non mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità collettiva. Ma dal padovano, da Vigo d'Arzere, nel dettaglio arriva anche una storia a lieto fine. Abbandonati sulle rive del Brenta e salvati da 3 ragazzini che stavano facendo una passeggiata, 3 piccoli gattini sono stati recuperati mentre, sveniti dal caldo e provati dall'assenza di acqua e cibo, miagolavano disperati lungo l'argine a Vigo d'Arzere. Il richiamo flebile è stato sentito da 3 ragazzini che non hanno esitato un istante e hanno salvato questi piccoli batuffoli che qualcuno senza cuore aveva abbandonato lungo il fiume. I ragazzi hanno allertato la polizia locale, arrivata sul posto insieme all'assessore all'ambiente Alessandra Bergamin, che ha ringraziato i 3 piccoli cittadini per il loro senso civico. Dopo essere stati messi al riparo, i micetti sono stati affidati alle cure di una volontaria del comune che si occupa delle colonie feline. Chi volesse adottare uno dei cuccioli può contattare la polizia locale di Vigo d'Arzere. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione. Ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Torna la stabilità atmosferica sul nostro territorio, tempo più asciutto con clima caldo ma decisamente più gradevole. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 luglio. Sul Veneto continuano ad affluire correnti più fresche dai quadranti settentrionali, ma la pressione è in aumento. Sarà infatti soleggiato un po' dappertutto sulla nostra regione con cielo sereno o velato e non si verificheranno precipitazioni. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 13 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno su pianura e costa specialmente. Sui monti invece sarà poco nuvoloso, non sono attese piogge. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, cielo generalmente sereno salvo qualche nube residua al mattino lungo le Alpi di confine. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime intorno ai 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.